Venezia e il Nord-Est in corsa per diventare capitale europea della cultura nel 2019. Il campo di gara è molto affollato, 21 le realtà italiane tra capoluoghi e città diffuse, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, che ambiscono al riconoscimento. Ci sono ad esempio Siena, Urbino, Pisa, Mantova, L'Aquila, Siracusa, Perugia e l'Umbria, Ravenna. Sarà il Ministero dei Beni Culturali a valutare le candidate e a restringere la rosa delle città papabili a 5 o 6. Si saprà nelle prossime ore. Nel 2014 verrà decretata la vincitrice. Venezia mette in campo il suo brand, che non significa solo città unica al mondo. Lo vediamo come un migliorare la capacità di attrarre turisti che siano interessati non solamente a un consumo sfrenato di una presenza di poche ore, ma che possano godere delle vere bellezze di Venezia, del suo entroterra, delle nostre Dolomiti, di tutto quello che fa sì che il Veneto oggi, insieme alle regioni vicine, è in grado di essere una chicca per tutto il mondo. Laguna, città storica, ma anche Dolomiti e Ville del Palladio. Il riconoscimento di Venezia e il Nord-Est a capitale europea della cultura potrebbe diventare un volano di investimenti europei o privati, una vetrina per il turismo con redditi certi per albergatori, ristoratori, commercianti e musei. In palio c'è anche un contributo pubblico di 1,5 milioni di euro. E che il turismo sia la prima attività economica in Veneto lo ribadisce l'accordo firmato a Mestre tra la Confcommercio regionale e Federalberghi, che porterà nel 2014 alla fusione dei loro confidi, le strutture interne specializzate nel fare da garanti con le banche per l'accesso al credito delle imprese turistiche e del commercio. Un accordo storico, è stato detto, che potrebbe essere un buon inizio del lavoro in vista del 2019.